Credo che sia opportuno prendere la parola in questo contesto dove avverto anche una certa sofferenza in molti di quelli che sono presenti, perché il tema è delicato. E allora io dico, chi meglio di me, scusatemi l'arroganza della presunzione, deve avere il coraggio e la forza di entrare nel cuore del problema. Questa è un'assemblea che ha bisogno di verità, non è un'assemblea contro qualcuno. E se lo dico io, che ogni volta ho impegnato la mia faccia dal 12 settembre 2010 in televisione, negli incontri pubblici e nelle piazze, per spiegare cos'è il percorso di legalità e democratico, pensate che sia renitente a un approfondimento di legalità e di democrazia all'interno di questo congresso? Chi lo pensa può uscire, chi non lo pensa mi ascolti con attenzione. È con sofferenza che dico questo, e lo dico anche a chi ha ancora qualche riserva e qualche dubbio. Qualcuno ha pensato di mettere così un interrogativo anche di fronte alla mia scelta di dichiararmi super partes. No, sono e ancora voglio essere super partes, e sono convinto che tutti quelli che sono venuti oggi sono tutti o quasi tutti super partes, se no non sarebbero venuti a questo incontro. Ora la questione va riassunta, perché le polemiche io non le voglio. Non mi avete mai sentito parlare contro. Forse l'unico eccesso che ho avuto contro è stato in 2 occasioni di comizio politico, dove è consentito anche esprimere un'opinione aggredita. Ve lo dico io quali sono i 2 incontri: quello di Vicenza del 13 novembre 2010 alla nostra prima manifestazione, e la seconda mi avete sentito parlare contro, ed era un partito politico, la Lega, in occasione delle elezioni provinciali di Treviso nel maggio di quest'anno. Al di fuori di queste 2 situazioni mai mi avete sentito parlare contro, anzi a rivendicare il diritto, la necessità di parlare in favore e per. Allora ci sono 2 cose che questa assemblea deve aver ben scolpite prima di iniziare i lavori, che sono le cose che dicevo anche ai miei: chiarezza e metodo. Chiarezza e metodo. Ora, il partito, dopo aver avuto una difficile esplosione, difficile vita nei primi 12 mesi, nell'estate di quest'anno aveva cominciato a volare, a spiccare il volo. Spiccare il volo vuol dire visibilità, vuol dire essere rispettati e conosciuti all'esterno. Nel frattempo qualcuno che ci caleggiava ad altre cose, non al futuro di Veneto Stato, ad altre cose anche legittime magari, sottolineo, anche legittime, lo ripeto, ma non idonee e non sufficienti per rovesciare quello che era un lavoro straordinario intrapreso, non idonee e non sufficienti, non giustificabili. Bravo. Allora, chiarezza e metodo imponevano che si lavorasse all'interno del movimento, evitando colpi di mano. Il 23 ottobre 2010, ascoltatemi con attenzione, è stata convocata un'assemblea per la quale ce n'erano altre 3 convocate, una seconda, una terza e poi addirittura una quarta prospettata. Ebbene, io mi sono battuto, e chi lo ha ricevuto il mio contatto se lo ricorda, con tutte le energie perché si andasse all'hotel Vieste di Vicenza. Se qualcuno ha sentito da me dire il contrario, mi chiami, alzi la mano e intervenga. Nessuno. Ho detto dobbiamo andare al Vieste di Vicenza. Quell'assemblea era regolarmente convocata. In quell'assemblea altri che avevano convocate altre assemblee hanno rinunciato alle loro iniziative, motivate anche con argomenti seri, ma hanno rinunciato. Io mi sono sentito responsabile di questa spinta che ho dato verso l'assemblea del 23. Quell'assemblea quindi era legittima, però quell'assemblea è stata condotta in modo illegittimo e antidemocratico. E non ho paura di dirlo oggi, in qualsiasi
qualsivoglia sede che è stata, ripeto, illegittima e antidemocratica. Perché quando si toglie all'Assemblea il potere sovrano di decidere liberamente e democraticamente, si è già distrutto quello che si era costruito prima. Questo è un punto fermo. Il resto sono chiacchiere e pettegolezzi da retrobottega. La seconda cosa che ho fatto, e voglio essere breve per non disturbare i lavori dell'Assemblea, è che una volta che è stata distrutta la democrazia il 23 di dicembre, ripeto, distrutta la democrazia, qualcuno dei miei amici o di chi mi contattava o di chi comunque si era avvicinato a Veneto Stato per la prima volta ha fatto richiesta anche a me e ad altri, dice bisogna agire legalmente. E qua se ce n'è qualcuno, vedo Umberto Vecchiato che ha raccolto le mie confidenze più volte, le mie sofferenze, quasi il mio pianto. Ho detto guai a chi si permette al momento di fare un'azione legale, guai! E sono riuscito a tenere delle menti lucide e anche motivati, avevano serie ragioni di fare l'azione legale, a non farla finché non si è compiuto il misfatto. Si è voluto compiere un atto antidemocratico e poi seppellire anche la democrazia con gli espulsi. Questa è stata una vigliaccata che un partito libero non può fare. Io non sono giudice di nessuno, non do giudizi di sorta, ma se c'erano degli errori, e io per primo dico che c'erano, andavano valutati e sanzionati proporzionalmente. Non c'è una sanzione, quindi questa sanzione dell'espulsione è una sanzione di paura, di chi vuol dividere, di chi già prima del congresso del 23, e non faccio nomi ma sono scritti qua, mi aveva scritto ci saranno 2 congressi e 2 partiti, e io ho sempre detto no, no e no, perché sono con quei 2 serenissimi che hanno fatto quella lettera che è un'implorazione, un'invocazione. C'è gente, e uno è anche qui in sala, non voglio strumentalizzare la sua presenza perché ha già detto lui, è andato in galera per sostenere l'idea di indipendenza. Quindi questa assemblea autoconvocata, e non voglio sentire disquisizioni pseudo-legali che l'autoconvocazione deve passare attraverso il consenso e la firma di un presidente. No, se tutto quello che è avvenuto al Viest è antidemocratico perché è illegittimo, perché l'assemblea non è stata posta nelle condizioni minime di deliberare, questa assemblea è validissima, validissima, e quindi questa assemblea, al di là dei numeri che ci sono, è stata regolarmente convocata e politicamente ha la responsabilità delle decisioni che prende. Sbagliato chi non è venuto stamattina qua. Io ho detto a tutti, a quelli che fino a ieri sera mi hanno chiamato, venite a Venezia perché comunque la pensiate, questo è il luogo dove ci si deve confrontare. E io, per dare la prova di dignità, di coerenza, oggi lo sapete, non ho voluto partecipare a nessuna carica, perché l'ideale deve andare oltre, e quindi oggi votate in libertà quello che ritenete di votare, ma sapendo le cose che vi ho detto. E buona fortuna a Veneto Stato. Bravo!